Al Sorbello Stadium di Visconti la Messana di mister Sandro Liotta, attualmente terzultima forza del girone E, ospita l'SC Sicilia, fanalino di coda della graduatoria, ancora fermo a quota 0 punti. Sono invece 10 le lunghezze dei giallorossi, reduci dal passo falso casalingo prima della pausa pasquale contro il comprensorio del Tinderi, sconfitta anche per l'SC Sicilia nell'ultimo turno disputato lo scorso 29 marzo, quando la Folgore Milazzo si è imposta con un netto 1-7. Grazie alle immagini che ci giungono da Francesco Romeo, passiamo a raccontarvi del film di questa sfida, completo rosso con numeri gialli per la Messana, maglia invece bianca con calzoncini rossi per l'SC Sicilia, che ha la prima chance al quinto con la palla in profondità per Calarco, che parte in posizione più che dubbia, va alla conclusione, mandata però in corner da un super Rizzo a salvare, porta il risultato. Risposta della Messana al sesto, cross dalla destra per Liotta che controlla e calcia senza impensierire però Donato. Ci riprovano 3 minuti più tardi i giallorossi, ancora con Liotta in profondità per Gennaro che va alla conclusione, parata in due tempi da Donato. All'11° cambia il parziale, cross dalla destra allontanato dalla difesa ospite sui piedi di Bottari che calcia di prima intenzione mandando in rete con il destro per il vantaggio della Messana. Al 21° cross velenoso di Ruggeri che per poco non beffa il portierino Donato, che riesce in qualche modo a smanacciare in corner. 25° punizione dalla lunga distanza di Rigano che si spegne direttamente in fondo al sacco, inganna Donato e 2-0 della Messana, un bolide terraria del numero 6, capitano della formazione mister Liotta. Al 28° però accorcia distanze l'SC Sicilia, Azzari ruba palla a Rigano, salta un avversario e calcia, riportando in gara l'SC Sicilia, che ci riprova 3 minuti più tardi ancora con la punizione di Azzari, messa dentro non controllata bene da Rizzo, che nel tentativo di recuperare la sfera stende Palmieri, ma l'arbitro lascia proseguire tra le proteste degli ospiti. Tramonta sul parziale 2-1 la prima frazione di gioco. Passiamo allora con il nostro montaggio a cura di Mirko Giacobello a quanto accaduto nella ripresa, che inizia con un cambio dentro Benecchi e Giuffrida per Sapienza e la Spada. 45° Bottari per Liotta che calcia mandando in bocca a Donato. SC Sicilia pericolosa al 49°, Calarco in profondità per Palmieri che calcia trovando ancora un super Rizzo sulla sua strada. Al 51° tocca a Faraci e Randazzo rilevare i compagni di squadra Carullo e Liotta. Un minuto più tardi mancino di Ruggeri che manda in rete grazie a un errore dell'estremo difensore ospite. 3-1 della Messana. Un minuto più tardi spazio anche per Manuel La Spada che va a rilevare proprio Ruggeri. 63° tentativo di pallonetto proprio del neoentrato Manuel La Spada, mandato in corner, in questo caso dall'estremo difensore ospite. Al 65° destro dalla distanza di Sciliberto, ancora una volta attento Donato che si fa perdonare l'errore precedente. Ultima occasione di questa sfida al minuto 68 con la palla in profondità per Giuffrida che se la sposta sul destro e calcia per il poker della Messana, che chiude così la sfida del Sorbello Stadium di Visconti salendo a quota 13 punti in classifica. Resta ferma a quota 0 l'SC Sicilia. Un saluto allora amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima.